Buonasera a tutti, ci troviamo a Pisa in Piazza dei Miracoli per la presentazione della squadra ASD La Belle Equipe per l'anno 2017. Dino Marianelli, presidente provinciale WISP di Pisa, una bella iniziativa quella della Belle Equipe, una bella novità per il centro di Pisa. Sì, veramente sono due ragazzi giovani che hanno messo su un negozio di cicli e gli è venuto la voglia di fare questa squadretta, una squadretta di ragazzi giovani, una squadra giovane, un augurio veloce veramente per loro. Diciamo che era importante anche per il centro di Pisa avere nuovamente, dopo un po' di anni, una squadra di amatori. Sì, no, non è che sia l'unica squadra di Pisa dell'amatori, perché c'è Portammare, ci sono. Questa è venuto fuori veramente questi ragazzi che hanno trovato una ventina di ragazzetti che vanno in bicicletta, che è una cosa bella. E noi ci auguriamo che abbiano una buona stagione 2017. Speriamo, perché oltretutto di primo anno organizzano subito una gara il 18 di giugno. Davide Santerini, campione italiano di cronoscalata e campione regionale. Allora la stagione nuova comincia sotto le nuove insegne della Belle Equipe. Sì, volentieri. Questi sono ragazzi che mi hanno preso per la passione che hanno e stanno dimostrando con noi amatori. E squadre così ho visto che ce n'è poche, perché nessuno ha quello che abbiamo noi ora. Quindi siamo un gruppo di amici che cercheremo di fare nel migliore dei modi la stagione che sta per arrivare. Ce la faremo a portare ancora una maglia tricolore a Pisa? Io spero di sì, cioè sono i miei obiettivi. I miei obiettivi sono qualche arrivo in salita, specialmente nei nostri posti come Serra, Ciapino, e poi faremo senz'altro un altro campionato italiano di cronoscalata che quest'anno dovrebbe essere in Emilia. Però ci conto, via, ci punto, vedremo. Anche la squadra ci punta perché insomma, vorrebbe cominciare alla grande la prima stagione agonistica. Volentieri, questo con Antonio Iari è già un discorso che abbiamo già fatto e speriamo di essere forte anche quest'anno, dai. Davide Poli, un livornese sotto la torre pendente, è diciamo un accordo di cui puoi spiegare nato tra Pisa e Livorno a livello ciclistico. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo messo su due culture ben diverse, anche se unite da uno sport come il ciclismo. E noi siamo ben felici di essere noi 5 personaggi di Livorno in un progetto che andrà avanti, spero, nel tempo, perché è una cosa molto bella. Non c'è questa rivalità nella maniera più assoluta, perché lo sport unisce sia Livorno che Pisa, questo è il nostro caso, la società la vediamo molto seria. Io ripeto, spero tanto che vada avanti nel tempo, perché il progetto noi ci crediamo e ci speriamo sempre nel futuro. Naturalmente a Pisa non potevano mancare gli studenti. Abbiamo Marco Fabiani, hai cessato l'attività a livello agonistico, ma ora come amatore ci aspettano molto da te qui. Sì, diciamo è la mia prima esperienza dopo 4 anni di stop. Sono arrivato a fare il dilettante, ma poi dopo un incidente in macchina, cioè mi hanno investito mentre ero in bicicletta, ho smesso e ora ho ripreso e vediamo come va. Ho avuto anche un problema, diciamo, di salute per il diabete, questo è il primo anno, diciamo, in cui provo a ricorrere, quindi vediamo. Ma come va come studente a Pisa? Lo studio non è mai semplice, soprattutto qui a Pisa, perché l'università è difficile, la facoltà di fisica, diciamo, non è tra le più semplici, però anche lo studio va, diciamo, mi piace quello che studio e quindi sono contento così. Mi sembra anche, vedendolo dall'esterno, un bel gruppo quello che si è creato alla Belle Equipe. Sì, l'ambiente è bellissimo, ci siamo conosciuti con Antonio l'anno scorso verso maggio e così per caso abbiamo deciso non di fare questa squadra, però è venuto fuori che tutti e due volevamo tornare in bicicletta e da lì è venuto fuori che volevamo fare questa squadra. Lui ci ha messo tanto impegno, Iari si è impegnato tantissimo e poi comunque tutti insieme, diciamo, siamo riusciti a fare questo bel gruppo unito e è bello così, diciamo. Un altro livornese della Belle Equipe su cui Alessandro Biasci, su cui la squadra conta moltissimo per i risultati. Mi dicono che dovresti essere quello che porta più vittorie. Magari, diciamo siamo quello più veloce forse, però più vittorie
questo si vedrà, insomma. Spero di sì, ovviamente. Cosa ti aspetti da questa nuova stagione 2017 e soprattutto da questa bella iniziativa della Belle Equipe? No, aspettare più o meno le vittorie che ho sempre fatto in questi anni. L'esperienza di questa squadra mi piace molto perché c'è molto entusiasmo, molti giovani, quindi mi sento risollevato da questo e spero di fare bella figura anch'io, ovviamente, data l'età. Cerchiamo di fare bella figura anche a Pisani allora. Quello senz'altro, ci mancherebbe altro. Non c'è questa rivalità nel ciclismo perlomeno. Ed ora sentiamo da Michele Carlotti quelli che sono gli obiettivi e i programmi della Belle Equipe per la stagione 2017. Sì, allora per questa stagione abbiamo pensato di fare tutto il circuito di corse in linea e amatoriali vere e proprie sia in Toscana che fuori regione e in più ci impegneremo anche nella Coppa Toscana, le Gran Fondo, tutte quelle più importanti di zone e cercando di essere comunque un gruppo compatto e puntando anche sicuramente a buoni risultati. Le Gran Fondo punterete sulle Gran Fondo o sulle medio? E allora diciamo che il gruppo è diviso sia a gran fondo che medio fondo, però le potenzialità che ha la squadra sicuramente sono per le medio fondo. Ci sarà qualche puntata fuori regione magari, non so, per qualche Gran Fondo particolare? Qualcuno ha aderito anche per la Maratona delle Dolomiti, ovviamente quella più che puntare al risultato è un modo anche per amalgamare il gruppo e fare appunto anche una scampagnata in quelle belle realtà. A proposito di gruppo, mi sembra che sia un gruppo piuttosto unito, vi conoscevate già in molti casi già prima. Sì, diciamo che la squadra è nata un po' per scherzo tra me e Antonio, che un giorno trovandoci a bere un caffè ci siamo guardati, che facciamo il prossimo anno? Facciamo una squadra a Pisa, visto che Pisa città non aveva più una squadra amatoriale. E quindi poi mi sono messo comunque a cercare ragazzi che conoscevo già da anni, con i quali mi sono sempre trovato bene e gli ho proposto appunto di venire a correre in questa società perché comunque è un bel gruppo e siamo riusciti veramente a fare una bella cosa. Alla presentazione della Belle Equipe, la presenza dell'assessore allo sport del Comune di Pisa, ma soprattutto responsabile del CONI a livello regionale, ricordo campione olimpico Salvatore Sanzo, veramente una bella iniziativa quella della Belle Equipe che mi sembra stia partendo col piede giusto. Beh, direi poi in una cornice straordinaria, unica, fantastica, perciò un'esperienza molto positiva. Siamo contenti che sia all'interno della nostra città, tra l'altro veniamo dalla città europea dello sport, un riconoscimento prestigioso per Pisa e quindi una realtà nuova che si affaccia nella nostra comunità e da questo punto di vista il comune, l'amministrazione, il sottoscritto, ma direi lo sport in generale deve stare vicino a queste bellissime realtà. Approfittiamo della sua presenza perché si sta rinnovando il quadriennio olimpico, la vedremo ancora impegnata a livello regionale. Sì, io ho già preso sostanzialmente tutte le firme di sostegno per la mia candidatura, dei 45 presidenti, compreso il Comitato Paralimpico, siamo arrivati a 43, ne mancano un paio ma adesso le prendiamoci, la scadenza è il 16 febbraio. È stato un quadriennio che io ritengo positivo, non soltanto per mio merito ma per merito di tutto il movimento sportivo, quindi anche della Giunta, della mia squadra, del Consiglio, direi anche agevolati da un ottimo lavoro fatto a livello nazionale dal presidente Malagò. Insomma il CONI adesso ha una nuova veste, una nuova figura importante non soltanto dal punto di vista istituzionale ma direi anche da un punto di vista concreto, pratico. Le società sportive hanno bisogno di essere assolutamente molto vicine a noi, bisogna dare assolutamente il nostro contributo e il nostro supporto. Iaris Padoni, vicepresidente della Belle Equipe, abbiamo visto un grandissimo entusiasmo che è difficile vedere quando nasce una nuova società di amatori. Bene, siamo contenti, soprattutto perché abbiamo cercato di colmare il vuoto che c'era all'interno delle mura cittadine di Pisa, perché non si sa ormai da quanti anni non esisteva più una squadra agonistica di ciclismo qui in città. Dicevo, una bella iniziativa che mi sembra che faccia da traino non solo per l'attività sportiva ma ci auguriamo anche per la vostra attività. Sì, senz'altro, però ecco, a parte l'attività quello che ci interessa è di portare avanti il discorso sportivo dentro la città e cerchiamo di curarlo su due fronti, perché due sono le anime
della nostra attività. Uno è il fronte agonistico amatoriale e l'altro è quello culturale storico del ciclismo con il reparto corse storico. Abbiamo visto anche bellissima l'iniziativa di unire Pisa a Livorno. Beh sì, perché appunto dobbiamo cercare di colmare tante differenze che molti vogliono che ci siano. In realtà lo sport deve unire tutti perché è una forte componente sociale e il ciclismo deve ritornare come era una volta, che è un collante per tutte le persone. Mi sembra che ci sia anche, ripeto, tante persone vi stanno seguendo e stanno seguendo il vostro progetto, quindi vuol dire che siete riusciti a raccogliere tanta simpatia ma anche tanti consensi. Spero di sì, perché puntiamo prima di tutto sulla qualità delle cose, anche per quello che abbiamo scelto come biciclette o come abbigliamento e accessoristica, e poi ci mettiamo tutta la passione che abbiamo, lavoriamo praticamente quasi 24 ore su 24. Quando nasce un progetto ci sono anche degli obiettivi, ecco, qual è l'obiettivo 2017 che secondo voi sarebbe quello che vorreste raggiungere, l'ideale per la vostra attività? L'ideale è fare qualcosa di buono per tutti. Sinceramente da una squadra amatoriale io non mi aspetto dei risultati sportivi o un palmarès di vittorie, mi aspetto prima di tutto che ci sia una squadra che sta bene insieme e che sia una squadra, e poi di trasmettere dei valori a qualcuno. E non potevamo non concludere questa bella presentazione con il presidente e ideatore di questa bella iniziativa, Antonio Russo. Devo dire, siete partiti veramente alla grande col piede giusto. Grazie, è il primo anno per noi, speriamo che poi ci riconfermeremo negli anni successivi. È un gruppo giovane, di ragazzi giovani, alcuni già hanno corso in altre squadre, alcuni si sono avvicinati da poco al ciclismo, e l'obiettivo per quest'anno comunque è far crescere la squadra e il movimento ciclistico a Pisa. Mi sembra anche che oltretutto abbiate delle idee giovani, idee nuove, che c'è bisogno nel ciclismo di giovani e di idee nuove. Abbiamo sentito anche con il vicepresidente Iari Spadoni i tanti programmi e le tante idee che avete. Sì, ci sono tanti programmi, tante idee, adesso vediamo di comunque iniziare il percorso, e poi nel corso del tempo vediamo di aggiungere comunque delle altre iniziative nuove che sono in cantiere già per l'anno prossimo, e speriamo che i ragazzi comunque si tolgono loro delle soddisfazioni e che ci diano delle soddisfazioni a noi. Poi volevo ringraziare gli sponsor e Sanzo, che ci ha dato la presenza oggi, che è il presidente del CONI regionale, e soprattutto gli sponsor che poi ci hanno dato una grossa mano e ci sono stati vicini. Se li vuoi anche ricordare, mi sarebbe giusto. Sì, c'è Cemes con Roberto Madonna, che ha sposato per primis il nostro progetto, e poi un locale del centro, il Casino dei Nobili, e l'Arciere, che è un ristorante del centro sempre di Pisa. Mi sembra anche che puntiate molto sui giovani, cosa che non sempre avviene, e credo che questo sia, soprattutto in una città come Pisa, città universitaria, credo che sia veramente un terreno veramente fertile su cui potete lavorare. Sì, siamo riusciti sia con l'esperienza di alcuni corridori tipo il Santerini o il Biasci a dar morale, e questi corridori comunque danno degli insegnamenti al gruppo più giovane, che per la maggiore, perché sono una decina di elite sport, quindi la categoria più giovane. Vicino a loro comunque c'è bisogno comunque di persone più esperte, che hanno corso di più, per dargli degli insegnamenti. Noi ci aspettiamo tanti risultati, mi sembra che ci siano anche i presupposti per far bene. Quante vittorie ti aspettate nel 2017? Tanto poi il succo fondamentalmente è quello. Speriamo una, cominciamo con una, poi se verranno le altre ci fa piacere, però speriamo in una, la prima, e poi man mano. Allora noi ci auguriamo di trovarvi alle corse, di trovare il presidente alle corse e aver modo di festeggiare qualche vittoria prima possibile. Io vi ringrazio, e diamo il primo appuntamento importante per la nostra squadra è il 12 febbraio al Memorial Pantani, dove troverete tutta la formazione.
proveremo a fare la gara con Fabiani, che è un ex dilettante, va bene in salita, quindi la squadra starà attorno a Fabiani e vediamo se riusciamo a fare un buon posizionamento. Ma prima di chiudere, mi sembra che abbiate anche in programma un'organizzazione di una manifestazione il 18 di giugno. Il 18 giugno organizzeremo una corsa in linea nella zona Ghezzano Condotti, quindi si è voluto anche dare una mano per l'organizzazione delle corse, che ci sembra importante, perché se non si organizzano questi eventi, queste corse, il movimento va a morire. Invece ci siamo impegnati anche per dare nel nostro piccolo un contributo per organizzare una corsa. Grazie e buona stagione 2017. Grazie a voi. E a questo punto, con le splendide immagini del porto di Marinea di Pisa, è tutto per la presentazione della Bella Equipe 2017.